Nascerà la prossima settimana il piano strategico per la sicurezza sul lavoro in Veneto. L'annuncio del governatore Luca Zaia al termine del tavolo istituzionale riunitosi in mattinata a Palazzo Balbi, che ha visto i rappresentanti di regione, enti locali, sindacati e categorie porre le basi per una serie di interventi da attuare immediatamente al fine di ridurre i morti sul lavoro nel nostro territorio dopo il grave incidente avvenuto alle acciaierie venete di Padova. Noi abbiamo un quadro legislativo tra i più avanzati d'Europa. Non ci mancano le norme, non ci mancano le leggi. Manca una cultura della prevenzione della sicurezza sicuramente da ricostruire dalle fondamenta a partire dalle scuole. Un programma capillare di formazione sia nelle aziende che nelle scuole partirà quindi nel giro di poche settimane. Operativamente entro il 30 giugno le aziende ULSS, quindi gli SPISAL, ci devono presentare quelli che sono i loro programmi di formazione rivolti alle scuole e anche quelle che sono le progettualità rivolte al sostegno dell'impresa, verso cui abbiamo deliberato a fine anno e abbiamo dato 9 milioni di euro per sostenere la formazione e progetti di miglioramento dell'impresa. Tra le richieste dei sindacati, quella di nuove assunzioni tra gli ispettori dello SPISAL, che in Veneto sono 140 contro i circa 400 di altre regioni come la Toscana. Noi vogliamo con la Regione capire qual è la volontà di ampliare l'organico degli SPISAL sia in termini qualitativi che in termini quantitativi. Disponibilità a collaborare con qualsiasi iniziativa dedicata al tema è stata espressa anche da ANCI Veneto, il cui vicepresidente Angelo Tosoni ha ricordato l'impegno dei comuni contro la logica del massimo ribasso negli appalti pubblici. Il tavolo tornerà a riunirsi prima della fine del mese. La settimana prossima il Presidente ha dato il termine per raccogliere le osservazioni e le proposte di tutti i soggetti presenti, per cui molto velocemente avremo possibilità di andare a vedere se quello che noi abbiamo richiesto ha delle concretezze di realizzazione.